Non ce l'hanno fatta ad un passo dalla fine del viaggio della speranza tanto agognato. 2 vite spezzate lungo la rotta dell'immigrazione clandestina. 2 uomini morti uccisi da un grave stato di ipotermia dovuto alle molte ore trascorse su gommone in condizioni di precarietà durante la navigazione verso Lampedusa. Una tragedia messa in conto, quasi annunciata, tenuto conto della ripresa in grande stile negli ultimi giorni, complice anche le condizioni meteo marine favorevoli, del traffico di esseri umani tra l'Africa e l'Italia. I 2 facevano parte di un gruppo di 90 migranti che avevano tentato di raggiungere Lampedusa su un gommone salpato dalle coste africane. Il gommone, subito in difficoltà, era stato avvistato nel primo pomeriggio di ieri da una nave della Marina Militare italiana, il cui equipaggio aveva prestato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo della Guardia Costiera. I 90 migranti sono stati quindi trasferiti sulla motovedetta. Molti avevano i vestiti bagnati, erano in cattive condizioni di salute a causa del freddo. E proprio il freddo ha ucciso i 2 extracomunitari, 2 dei tanti che tentano la fortuna lasciando i propri paesi di origine per guerra e fame. E al largo di Lampedusa non c'era solo il gommone della morte. Verso l'isola navigava un altro gommone carico di disperati, 106 migranti, tra i quali 5 donne. E sull'ennesima tragedia del mare la Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, sentiti a Lampedusa alcuni dei compagni di viaggio dei 2 sfortunati. Come sempre accade in questa stagione, gli sbarchi si sono intensificati. In appena 2 giorni sulle coste siciliane sono arrivati oltre 500 migranti.